questo punto noi sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Ciao, Sì, ciao. ascoltami. Sì, ciao. C'era l'H? No. 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 Non c'è? No, non c'è. No, non ti c'è, ripeto la domanda. C'era l'H? No, guarda, purtroppo non c'è, sai. E mi dici che non è mia. E porta- io invece sono convinto che è. Scopri. Vediti. C'era l'H o no? No, ti dico di no, porta pazienza. Sì, Io dimmi. adesso prendo su il mio scartozzetto. Ancora? E vengo lì. Se c'era l'H, Ma te la dove? faccia come un ballonzetto. Va bene? Ok? No, adesso vengo lì e guardo. Allora, ti ripeto la domanda. Ripeto. C'era l'H o no? Sì. Guarda. Va bene, adesso parto. Adesso vengo lì e guardo. Va bene? Va bene, Aspettami, ok. ciao. Ciao. Vabbè, insomma, queste telefonate qua con The Bold che arrivano. Noi adesso dovremmo collegarci invece con un esperto di marketing, se non sbaglio. Sentiamo se c'è il telefono. Pronto? 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 No, ciao, sono Benito. No, ma guarda, ti ho riconosciuto subito, non serve che... Passa un po' il raffreddore. sì. Volevo solo così Sono un po' informarti No. che finalmente mi passa il raffreddore. Oh, adesso senti tutto. Sento tutto, così se pesto una merda la sento, va bene? Ho capito, grazie. 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 Ciao, Benito. Questo è il Benito di Mantova che ogni tanto ci chiama, qua il nostro numero. A Radio Bella Moneta e a Radio Peter Pan. Pronto? Ah, pronto, ciao, sono Fabrizio. Ah, Fabrizio Zuanazzi. Ciao, Caro, Fabrizio Zuanazzi. è un po' che non ti sento, a dire la verità. Abbastanza era. A lei abbastanza tempo che non si sentiva. Senti, ma cosa hai fatto di bello in sti giorni, sto periodo? Tutto che avevo fatto. Intanto ho catesto da lavorare. Ah, adesso lavori anche. Sì. Stai sempre a Gazzo? Stai sempre a Gazzo? Sì, abito sempre a Gazzo. Sì? Abito proprio di fronte a te sei al cartello scritto Gazzo 50. Sì, certo. Ho E quando capito. verso la porta dico Gazzo. Ah, Gazzo. Mica basta che il cartello lì a vedere che qualcosa. Proprio verso la porta, che lì era. Proprio di fronte. Tu che bravo, fai spazzino. Ah, l'operatore ecologico. Spazzino. Sì, certo. Spazio, in terra, catto giù le scaglie, le immondizie. Sì. Aspetta che la gente a lei è veramente zozzona. È un po' zozzona, è vero. Cazzo per terra di tutto. Purtroppo. E butta per terra di tutto. Purtroppo. Ho visto uno l'altra volta che è una zazzera. Una zazzera? È Sì? che è una zazzera. E quando ho girato l'occhio, me l'ha fatto apposta la cazzata per terra. No. Apposta. Cosa? La cazzata per terra, hai capito? La zazzera. No, la cazzata per terra, un gioco di carta della consumazione. Ah, adesso ho capito, no? Perché... Hai capito? Ho Allora capito. buttare per terra, arriva l'un da darghe un bozzo. Sì, a darghe un botto sul zigomo. Sì, Hai capito? Ho capito, O sul zenoccio, darghe lo so. un calcio sul zenoccio. Ma poi facevano un ruzzolone, scusa. Se scapuzzava, mi interessava io. A casa tua fate così? Volevo dire, a casa tua fate così? No, dai, non si fa. Abusi per terra, a casa in terra, roba. No, dai. Le consumazioni. Dai, zozzone. L'ho fatto solo con te a zonzo. Assumimi. Zoticone di fiasco. Zoticone. Proprio un zoticone era. La buttava la confezione della zuppa. Anche. Vabbè, ma la zuppa da che Sì. anche te vai quelle subito pronte. Sì, ho che capito. te vai le zuppe con i zucchini dentro. Sì. E la buttava per terra. Ma che zozzone. Ma lei proprio, guarda, era una situazione, guarda, che aveva scorzata veramente il ginocchio. Invece niente, vabbè. Invece no, e poi tra l'altro mi ha fatto la rosa, mi ha vinto la sbozzica. Anche, addirittura. E dopo, il suo amico, allora con il suo amico che alle braghe la zugava. Ah sì? Sì. Sì? Allora con il suo amico, mi gira, la buttare per terra, dormire un tocco di pizza, puzza, la buttare per terra, un tocco di pizza. No, non ci credo. No, dai. Allora cosita. Ma che zozzoni, ci Io proprio voleva un giorno andare a cena con lo suo e vedere. Guarda, non sta a fare che pensare, guarda. Insomma, duro il lavoro dello spazzino, dai, vabbè, pazienza, dai. Senti spassare e mi tocca spassare anche scagazzamenti di pizza. Vabbè, insomma, quello non ci interessa, dai. Vabbè, dai. Ho capito, Fabrizio. Ma corretto anche nelle tubazioni. Sì. Mi piace, amico, vuoi fare il lavoro per te? Ho capito. Vado dentro anche nelle cose, nelle tubazioni. Ho capito. Vabbè, senti, stamattina... Un giorno che da spassare sotto la coppia che era Drius linguazzarsi. Ma addirittura. Lì mi sono fatto un po' di riguardo. Bravo. Avevo tirato dall'altra parte. Bravo, hai fatto bene. Senti, ma oggi non lavori oggi? No, oggi no, oggi sponsor. Ma sei andato a prendere le paste?
Sì, dicono a me mi piace il stronzissimo. Io fuori stronzissimo. Pensavo ti piacesse il marzapane. Mi piace che il marzapane, però mi piace più che altro i cannoli che ha dentro la crema al zabaione. Quella zabaione, buona quella, in pasticceria via a farmi caffè con la correzione. Ho capito. E metto quelle pastine lì con dentro il zabaione. Però invece sotto Natale mi piace che mi il marzapane. Ti piace. Va bene, dai, Fabrizio, senti, è stato un piacere averti al telefono, dai. Grazie, Casarini. Speriamo di averti presto ancora, va bene? Ciao, ok, va bene, abbiamo ancora un minuto di tempo. Sentiamo l'ultima telefonata velocissima, però pronto? Buongiorno, Sì. per caso un'informazione c'è, Retta? No. Niente, chiamo più tardi. Ciao. Ok, ciao. Per Bellini